Siamo in stazione di Jesenice, in Slovenia. Il 20 luglio 1996. Una motrice della serie 342. Motrice di costruzione italiana. Ecco invece qui le 363 di costruzione francese e perciò soprannominate le Brigitte. Queste sono le macchine portanti del parco a trazione elettrica delle ferrovie slovene. Ed ecco ora la 813-814, l'automotrice dei servizi locali, in questo caso la numero 105, che effettua il treno celebrativo dei 90 anni della ferrovia di Wochein o di Bochum. L'automotrice ora si porta al binario di partenza. La nuova stazione di Jesenice, dell'immediato dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, sostituì la precedente stazione dell'Impero Austro-Ungarico distrutta da bombardamenti alleati. Il treno dei 90 anni è ora pronto per la partenza. Ecco un treno ora arrivare dall'Austria. La locomotiva 1044 ha abbassato i pantografi per il cambio di tensione fra la corrente alternata e la corrente continua. E questo è un treno del traffico intermodale. Un'altra 363 di costruzione francese. L'elettrotreno 315 di costruzione polacca, detto perciò Gomulka. Ed ecco nuovamente il treno dei 90 anni, pronto alla partenza sul primo binario della stazione di Jesenice. Visioni del banco di comando, i pulsanti degli indusi. Altri pulsanti di controllo dei motori. Il posto di comando chiaramente derivato dalla ALN 668 Fiat. L'orario di servizio accanto al posto di guida del macchinista. Ne ho due a casa. Ed ecco il tachimetro, famoso Hasler di costruzione svizzera. Un'altra visione del posto di guida dell'automotrice. Siamo ora in attesa della partenza. La stazione di Jesenice, ai tempi dell'Austro-Ungheria Assling, divenne nel 1906 un'importantissima stazione di incrocio fra la nuova linea transalpina e l'antica linea rudolfiana. La linea transalpina collegava la Boemia, e cioè České Budějovice, con il porto di Trieste, passando per Linz, Sestal, Bischofshofen, Schwarzach-Sanveit, Spittal-Milstetters e Villacco. L'altro ramo proveniva da Klagenfurt. Il ramo Klagenfurt, Rosenbach, Assling-Jesenice, Gorizia-Trieste si chiamava la Karawanken-Wocheiner Bahn, 205 km di lunghezza. La parte finale della Transalpina, da Jesenice a Trieste, porta il nome di linea di Wochein, Wocheiner Bahn, oppure in sloveno Bohinska Proga. In italiano invece in tutti questi anni si è sempre equivocato su tale termine e perciò la Transalpina è diventata quella che in realtà è la linea di Wochein. Vi è cioè la confusione di termini. Con il termine Transalpina si parla nei paesi della Mitteleuropa dell'intero collegamento Boemia-Trieste e invece in Italia della sola linea di Wochein. Il nostro treno celebrativo dei 90 anni è ora pronto a partire per Trieste. Il segnale di partenza si è disposto a via libera. Giallo lampeggiante su verde. Velocità ridotta a 40 e via libera. In questo caso però la velocità è 35 come dall'orario di servizio per la particolarità degli scambi di uscita di Jesenice. Sotto vi è l'indicatore di direzione con la lettera luminosa G, direzione Gorizia. Da Jesenice a Nova Gorica siamo ora il treno straordinario 15600.
che infatti viaggia in precedenza al diretto 600 Metlika Lubiana Jesenice Nova Gorizia. Ora il dirigente movimento, il Prometnik, dà l'ordine di partenza. Il nostro treno straordinario parte così da Jesenice per Nova Gorizia. Si fermerà in alcune stazioni esattamente come i treni espressi di 90 anni fa. No, l'infezione è tutte le volte. È poco simile. Capito? È automatico. Il segnale bianco della manovra permessa. Si prende ora la deviata verso la linea di Bochum, mentre sulla nostra sinistra vediamo la deviata per la linea rudolfiana, la linea oggi principale elettrificata verso Lubiana. Ora la tabella 60 ci dà la velocità di linea. La linea comincia a scendere al 15 per 1000. Poi in alto vi è il segnale di fine della linea aerea per le locomotive elettriche e poi il filo termina. Siamo ora al punto denominato Jesenice Mežaklija, dove un tempo i treni si fermavano per gli operai delle ferriere, proprio qui, prima del ponte. Ed ecco ora il grande ponte sulla Sava Dolinka, la Virzen-Save, lungo 162 metri. Poi, mentre ora la linea piega sotto il monte Mežaklija, ecco un attraversamento sopra la strada lungo 8 metri. In alto vediamo la nuova autostrada. La pendenza ora si attenua e la discesa è soltanto del 3 per 1000. Vediamo sulla nostra sinistra la catena delle Caravanche, che prosegue le Alpi verso il Pohorje e l'Ungheria. Ecco la tabella che ci avvisa la fermata di Kočna. Siamo ora su un tratto orizzontale. La fermata di Kočna venne istituita nel 1941 per le operai delle ferriere di Jesenice. Poi con l'occupazione tedesca della Slovenia divenne Aslingsid e poi ritornò Kočna. Distrutta durante la guerra, è stata ricostruita nell'immediato dopoguerra. La linea prende ora a salire al 3 per 1000 ed ecco la fermata di Kočna. Ora la salita diventa del 9 per 1000. Vediamo in fondo sulla sinistra il lago artificiale della Sava Dolinka. Si passa ora sotto la nuova autostrada. Questo cavalcavia autostradale è quasi una specie di galleria artificiale, che infatti ha ricevuto il nome Autocesta Mežaklija ed è lunga 148 metri. A seguito dei lavori autostradali la zona ha subito una profonda modifica e così sulla ferrovia l'antico ponte del chilometro 64 austriaco e 4 sloveno, in origine lungo solo 5 metri, è ora rifatto in cemento ed è lungo 12,50 metri.
Subito dopo il ponte, questo palo abbandonato era l'antico segnale di entrata della stazione di Dobrava. La stazione di Dobrava è il culmine della linea Jesenice-Trieste, 577 metri sul mare. Si chiamava Dobrava, poi Dobrava-Vintgard sotto l'occupazione tedesca Hart-Rottweinklam e oggi solo Vintgard. È mantenuta oggi però solo come scalo merci, i binari sono tronchi, l'accesso si ha soltanto da una parte mediante un unico scambio. Ecco il fabbricato dell'antica stazione oggi fermata. Poi una tabella 50 ci mostra il rallentamento sullo scambio, rallentamento imposto dal fatto che lo scambio non è collegato con dei segnali, secondo il regolamento delle ferrovie slovene. Scambi isolati in linea vanno percorsi a 50. Ed ecco ora il segnale di inizio rallentamento, la tabella con le 3 strisce oblique, poi lo scambio e poi a sinistra la fine del rallentamento, la tabella con le 2 strisce verticali. La linea ora scende al 10 per 1000 ed ecco un altro avviso di rallentamento, 20. Vediamo davanti a noi ora il monte Hom. Sulla sua destra il monte Borst e in mezzo la gola di Vintgar. Si passa ora per il primo tunnel della Vojheinerbahn, il tunnel di Dobrava di 50 metri e poi vi è la deviazione dovuta alla frana di Vintgar. Ecco ora il punto di inizio del rallentamento. Questa deviazione ha un raggio minimo di 149 metri e perciò vi è la controrottaia. In più non vi è il normale pietrisco, ma un terreno fatto di scorie del forno delle locomotive, più leggero, che quindi pesa meno sopra il terreno instabile. Ecco ora il punto di fine del rallentamento. Poi si passa sopra la celebre gola del torrente Radovna, la gola di Vintgar con il viadotto di Vintgar lungo 65 metri. E poi si entra nel tunnel Vintgar, lungo 1181,29 metri, il quarto della linea come lunghezza, è l'unico fra i lunghi tunnel perfettamente rettilineo. Si passa così sotto il monte Hom in discesa del 10 per 1000. Il treno riprende ora velocità 70. Allo sbocco del tunnel vi è una fermata, ai tempi dell'Austria Buchheim-Rottweinklam, cioè collegata alla gola di Vintgar, che oggi è collegata invece alla stazione di Dobrava. Perciò il nome è diventato soltanto Podhom. E poiché in questa fermata è stata di recente aperta una birreria, scherzosamente i ferrovieri la chiamano ora Pritomaju. Ecco la fermata di Podhom-Pritomaju e poi la tabella 8 ci indica che la velocità può salire a 80 km/h. Siamo ora nella conca di Bled, in discesa del 18 per 1000. La linea serpeggia in ampi spazi aperti e ogni tanto supera delle strade con dei brevi ponti tutti di 5 metri. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale avanzato, cioè del segnale d'avviso di Bled. Il segnale è stato sostituito nel 1995 ed oggi è del tipo luminoso, verde, avviso di via libera.
Ed ora il segnale di entrata, cioè in termini italiano di protezione, con la luce verde ci autorizza ad entrare in stazione. Nonostante i segnali siano luminosi, il segnalamento è presente solo in entrata. Dopo il segnale ecco lo scambio della segheria di Recica e il treno entra in stazione di Bled Jezero. La stazione è un balcone panoramico sul celebre lago. Il suo nome ai tempi dell'Austria era Feldes. Come ai tempi degli antichi espressi di 90 anni fa, il nostro treno si ferma perciò ora in stazione di Bled Jezero. Fermata puramente simbolica perché, essendo il viaggio riservato e straordinario, non vi sono viaggiatori. Il dirigente movimento ci aspetta per dare l'ordine di partenza. Partenza da Bled Jezero. Io prima conto chilometri, oggi ho fatto 150 e 150. Allora con l'arrotondamento della metà. Mentre il treno riprende velocità, subito all'uscita della stazione, il tunnel Feldes-Bled di 188,88 metri. La linea ora scende del 10 per 1000. Si entra ora in questa vallata e davanti a noi vi è il rilievo sotto il quale passeremo per arrivare nella valle della Sava Boinka. La velocità è ora 70. Il passaggio fra la conca di Bled e la valle della Sava Boinka si compie con un tunnel. Il tunnel Sattelweg-Sedlo, lungo 508,80 metri. Ed eccoci nella valle della Sava Boinka, cioè la Vojiner Save di un tempo. Si passa ora sopra un ponte in ferro di 15 metri. E poi, dopo il segnale ormai annullato di Boinska Bela di avviso, si entra nel tunnel Fellak Bela di 252,80 metri, gli ultimi 19 artificiali. E poi si passa accanto al villaggio di Boinska Bela. Ed ecco ora il viadotto Fellak, lungo 28 metri. Siamo sempre in discesa del 18 per 1000. La stazione di Boinska Bela è stata disabilitata e ridotta a semplice fermata. Ed ecco ora la tabella che ci annuncia la fermata e anche il segnale 50 per gli scambi non più collegati con il segnale che vediamo qui annullato. Ed ecco
Ecco la stazione di Bohinska Bela, che si passa a 50 km/h. Bohinska Bela, nome tedesco Bochainer Fellach. La stazione era stata rimodernata e dotata del completo segnalamento luminoso anche in uscita, ma poi è stata disabilitata e ridotta a scalo merci e fermata viaggiatori. Ecco il fabbricato. Mentre qui la tabella che vediamo in alto con la freccia ci indicava che il segnale di partenza si trovava a sinistra invece che a destra. All'uscita della stazione, dopo un piccolo ponte di 7 metri, entriamo nel tunnel di Oberne, lungo 1294,90 metri. Siamo qui in salita del 6 per 1000. Questo tunnel è il secondo della linea di Bochum come lunghezza. È costruito a spinadari, prima in salita e poi in discesa, prima rettilineo e poi in curva verso sinistra. Fissato il culmine centrale, ora il tunnel è in discesa del 5 per 1000. Questo tunnel presentava fino al 1996 grandi infiltrazioni d'acqua, ma ora è stato risanato. Vediamo davanti a noi il punto più stretto della valle di Bochum, una gola, e dal nome sloveno della gola, cioè Soteska, viene pure il nome della gola, la gola di Soteska. Siamo ora qui su un tratto praticamente orizzontale lungo la Sava Bohinka. La gola di Soteska, come si vede, è aspra e selvaggia. Ci avviciniamo ora ad un punto, un tempo estremamente pericoloso d'inverno, per la caduta di valanghe. Per eliminare questo pericolo è stata costruita una nuova galleria artificiale che non esisteva. Abbiamo anche visto una tabella 50 di avviso rallentamento, ma un rallentamento dovuto a lavori in corso. Ecco la nuova galleria artificiale del 1980 di 167,48 metri. Al suo termine l'inizio del rallentamento a 50, rallentamento per lavori ai binari. Perché volevo uccidere gli perché quando hanno da poco appunto 50 Sì, come si dice, quei bravi lasciano guarda come ma io non arrivare allora bisogna La gola ora si allarga un po' e in questo slargo vi era un tempo una stazione. Ora si passa la Sava Bohinka, con il primo ponte sulla Sava Bohinka di 60 metri, in ferro ad arco superiore. E poi siamo arrivati al punto dove vi era la stazione di Soteska. Stighe ai tempi dell'Austria e Bochainer Klamm ai tempi
dell'occupazione tedesca della Slovenia. Ridotta poi a semplice fermata, è stata poi abbandonata. Ecco qui il marciapiede della fermata abbandonata e vi è ancora il fabbricato, pure abbandonato. Qui vi erano i binari deviati della stazione di Sottesca. Minima parte. No, sono 10 minuti, Susanna. 10 minuti, Susanna. Quindi costa circa 3.500 lire un giorno sulla stessa linea. E qui finiva la stazione di Sottesca. Si ripassa ora la Sava Boinga. Abbiamo il secondo ponte sulla Sava Boinga, anche questo in ferro ad arco superiore, lungo 60 metri, mentre la linea è in lieve salita del 3 per 1000. Ecco la fine del rallentamento a 50, ora si può andare di nuovo a 70. Si passa ora sotto la strada di Bochum e poi la ferrovia e la strada procedono affiancate. Qui finisce la gola di Sottesca e la valle ora si allarga. La ferrovia continua con la pendenza media del 3 per 1000. Se non fosse per i monti attorno, questo tratto potrebbe essere definito un tratto di pianura. Hai messo meglio il ferro che altri tunnel. Sai che il blocco telefonico? Sì. Stazione potente. Sì. Come la video. Che erano linee impossibili, in seconda categoria. No, poi nel film in seconda categoria. Si continua sempre affiancati alla strada di Bochum. Ci avviciniamo ora ad un villaggio. E anche qui, ai tempi dell'Austria, vi era una stazione, Neuming, poi, oggi abbandonata e ridotta a fermata. L'antica Neuming ha il nome attuale Nomen, ecco la tabella che ci avvisava la fermata. Ed ecco il piazzale dell'abbandonata stazione di Nomen. Ecco il fabbricato, oggi fermata. Si continua in una valle molto larga, con una pendenza media in salita del 4 per 1000. Un
passaggio a livello incustodito molto pericoloso. Più validi di quella che fai la S. Ed ora la linea si affianca alla Sava Bohinka. La Sava Bohinka, che percorre la valle di Bohin, nasce da una celebre cascata, Slavsavice, e poi forma il celebre lago di Bohin. Sono luoghi epici della letteratura slovena, cantati dal poeta Franz Prešeren, con la storia di Čurtomir e Bogomila. Un giro in 2 giorni, partendo col Venezia Express per la Volta, che vanno a Zagabria, 2 giorni riesco a fare. Zagabria Fiume, Pula, Vaccia, no, questo è vero, come dopo lo so Capodistria, no, Erpelie, Erpelie e Caupel. Un altro passaggio a livello incustodito e pericoloso. Ed ecco la linea stretta fra la strada e la Sava Bohinka. Meglio binario, sì? C'è certi punti sensati, no, meglio binario. Le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Bohinska Bistrica. Il segnale luce gialla dall'avviso di fermata. E poi la linea ora sale in una breve rampa al 15 per 1000. Ci si avvia al terzo passaggio della Sava Bohinka. Intanto da lontano si vede che il segnale si è disposto a via libera. La Sava viene ora passata la terza volta con un ponte in ferro di 50 metri e poi il segnale verde-giallo ci dà via libera a 40 in deviazione. Sopra il segnale vediamo sulle Alpi Giulie la grande conca della planina Zalistsen, dove si raccolgono le acque in dei laghetti che poi finivano nel tunnel di Bohin, dove sono stati fatti quei lavori di canalizzazione per evitare maggiori inondazioni. Ed ora si entra in deviata in stazione di Bohinska Bistrica. La deviata ci porta su quello che un tempo era il binario di corsa del doppio binario del grande tunnel. Il motivo di questa deviata è un incrocio. L'incrocio con il treno 4214 che proviene da Cesana e si dirige a Jesenice. Davanti a noi la catena delle Alpi Giulie, sotto le quali passeremo con il grande tunnel di Valico. Vediamo sempre sull'estrema destra il grande catino della planina Zalistsen, detta anche Ravenska planina. Quando abbiamo l'incrocio. Possiamo scendere di qua? Sì. La fermata era stata comunque programmata come dall'antico orario, ma è in ogni caso imposta dall'incrocio, ed ecco sopraggiungere il treno incrociante. Verde-giallo, via libera a 40 in deviazione. Il segnale di partenza si è disposto a via libera e il dirigente movimento dà l'ordine di partenza. Siamo ora sull'antico binario che un tempo portava diritti nel grande tunnel di Valico. Ora invece con lo scambio passiamo sul binario di sinistra dell'antico doppio binario, oggi unico binario del tunnel.
Ed ecco la deviata. Il binario che prosegue diritto è stato trasformato nel binario sciatori della relazione Coble. Subito dopo il ponte in ferro sul torrente Belza, ponte lungo 17 metri, vediamo il binario che si innalza in una breve rampa e poi va al marciapiede per i sciatori. Noi ci dirigiamo invece dritti verso il grande tunnel di valico di Wohein-Bochum. All'entrata del tunnel vediamo in basso a destra il canale di scolo delle acque e la porta scorrevole. Il tunnel in origine era lungo 6.338,66 metri e dopo la distruzione della mina tedesca del 1945 è ora lungo 6.327,40 metri. In questa prima parte vi è la riduzione di velocità a 50 per tutte le infiltrazioni d'acqua. Sotto il binario abbiamo i due canali di scarico delle grandi sorgenti d'acqua. Vi sono 8.000 litri al secondo di acqua. Nei periodi di inondazione tutta questa parte del tunnel si allaga e il traffico viene interrotto. Questo succede in genere 2 volte all'anno. Vediamo in basso sulla parete la parete scura che invece è più bianca, è il segno lasciato dalle inondazioni. Chilometro 1 del tunnel, siamo qui in salita del 3 per 1000. Il tunnel, con il suo breve tratto che lo precede prima, forma il più lungo rettilineo della ferrovia di Bochum. Chilometro 1,5 ed ora al chilometro 1,800 abbiamo sulla destra la prima grande sorgente di acque. Ecco il chilometro 1,800. Ecco la sorgente. Chilometro 2 del tunnel. Al chilometro 2,6 abbiamo la seconda grande sorgente, la più violenta, che è stata parzialmente murata ed a protezione del binario è stato pure eretto un muro. Ecco il chilometro 2,5 ed ecco ora la seconda sorgente, il muro e la fine del rallentamento. Ed ora si può andare a 70 km l'ora. L'esercizio fu qui a doppio binario fino alla seconda guerra mondiale e poi, divenuto inutile, abbiamo ora il semplice binario. Ci avviciniamo ora al culmine centrale del tunnel. Chilometro 3. Chilometro 3,5. Ed ecco il culmine del tunnel. Ed ora si scende al 10 per 1000. Qui vi era l'antico confine fra le province austriache e poi qui ora vi era
il confine dopo il 1918 fra la nuova Jugoslavia e l'Italia, oggi confine fra la Dolensk e la Primorska. Siamo in discesa del 10 per 1000, ma non si vede l'uscita sud perché in curva. Chilometro 4,5. A occhio nudo si vedono già i segnali di Podbrdo, il segnale d'avviso e il segnale di entrata. Chilometro 5. Ed ecco il segnale d'avviso con la luce verde, avviso di via libera. In fondo si comincia anche a vedere un po' di chiarore dell'uscita in curva. Chilometro 5,5. Ed ecco la luce verde del segnale di entrata di Podbrdo, via libera con avviso di via libera, però comunque ci fermeremo come stabilito dall'orario. Ecco il chilometro 6 e il segnale, e ora si vede l'uscita. Ed ecco l'uscita e si passa con un ponte di 13 metri per la prima volta il torrente Bacia, ponte Bacia pri Podbrdo. E a sinistra viene la piattaforma girevole dei tempi dell'Italia. Ed ecco la stazione di Podbrdo, fra le due guerre mondiali con il nome di Piedicolle, frontiera fra Jugoslavia e Italia. La stazione è questa, la terza, dopo le ricostruzioni, prima dell'Austria durante la prima guerra mondiale e poi dell'Italia, così come la vediamo. Ed ecco il dirigente movimento che ci aspetta. Turno mattina come scancello e tabelle di abbonamento, non a 6, sì, però non 50, perché io devo fare 50 km. Si riparte da Podbrdo. Alla fine del piazzale il segnale di uscita verde ci dà via libera. Secondo me si guarda, era 1008 e 5006. Siamo qui a 506 metri sul mare e a 109 km da Trieste Capomastro. Ed ecco la rampa sudalpina, lunga 19 km e mezzo. Siamo nella Baška Grada, l'aspra vallata percorsa dal torrente Bacia. In tutto questo tratto la pendenza oscilla mediamente fra il 22 e il 26 per 1000. Bella valletta, molto... Ma fare un attimo a linea del calcio da Verona, sì, siamo là. E oggi più bene. Ecco il viadotto Portsen, lungo 80 metri. Bello.
Ora il viadotto Seidelbach, lungo 50 metri, ci porta nel tunnel Seidelbach-Kuckel di 101,85 metri, dei quali 21 artificiali. L'attuale nome Cook viene dai tempi dell'Italia, quando il tunnel venne cambiato in Cucco. Questo casello era ai tempi dell'Austria un posto di blocco telefonico e tale rimase poi anche sotto l'Italia. La valle sulla Gorizia, siamo mai ora seguendo anche al lago del Redena. Sì, stiamo qua, magari Dario. L'inverno tutto bianco, ma c'è molta neve. Ma qua dura un po', invece dopo Un ponte di 11 metri e un alto di 10 metri. Il segnale d'avviso annullato che abbiamo appena visto è quello della ex stazione di Udajusn, oggi ridotta a fermata. E qui vi era il chilometro 100 austriaco da St. Veit an der Glan. Ecco la tabella che avvisa la fermata. La galleria artificiale Jeser, attuale seconda galleria, è lunga 43 metri dopo il segnale annullato della stazione di Udajusn. Udajusn significa il pranzo rovinato. Il nome viene da una leggenda dei tempi dei turchi, che rovinarono appunto la festa dei paesani, un pranzo appositamente preparato. Il piazzale abbandonato ai tempi del film Ricovero di carri merci. Oggi questi carri non vi sono più. Sotto l'Italia il nome di Udajusn divenne Udajusn senza le H e gli accenti sloveni e poi Oblocka Jusin. Ecco il fabbricato ricostruito dopo le distruzioni partigiane della seconda guerra mondiale, mentre in fondo l'edificio di abitazioni si è conservato. Fine del piazzale della ex stazione oggi fermata di Udajusn. Riprende la rampa in pendenza tra il 20 e il 26 per 1000. Ecco ora il tunnel di Udajusn di 311,08 metri, rettilineo. Avviso di segnale di passaggio a livello. Ora la luce bianca lampeggiante ci indica il corretto funzionamento del passaggio a livello automatico. Ora si passa questo viadotto senza nome di 25 metri. Inizia ora un punto estremamente pittoresco. Si passa il Bacia per la seconda volta con il ponte Bacia I di 18 metri. Subito dopo il ponte Bacia I, il passaggio a livello è il tunnel Kupovo lungo 54 metri. Alla sua uscita il cosiddetto ponte giapponese di 5 metri. Poi si passa per la terza volta il Bacia, ponte Bacia II di 25 e 60 metri. Poi il tunnel Humar
di 87,60 metri, di cui 19,70 artificiali. La quarta volta si passa il Bacia con il ponte Bacia terzo di 25,60 metri. La linea ora incassata fra il Bacia e la strada. Poi si ripassa la quinta volta il Bacia con il ponte Bacia quarto di 25,60 metri e si entra nel grande tunnel di Bukovo. Qui vi era l'arco soffiante dell'impianto di areazione. Il lungo tunnel di Bukovo, lungo 927,7 metri fino al 1922, poi aumentò agli attuali 937,40 con la costruzione dell'impianto di areazione. Il tunnel è in curva e a causa della pendenza sul 24 per 1000 e della sua lunghezza è sempre stato molto temuto dai macchinisti ai tempi della trazione a vapore. Poi alla fine diventa rettilineo. La valle ora si allarga. Vi è ora un grande viadotto in ferro, il viadotto Trocken oppure Bukovo, lungo 172,10 metri, mentre vediamo sulla destra le case del villaggio di Korytnica. Siamo ora qui all'antico chilometro 100 FS da Campomarzio. Ed ora la pendenza in questo tratto è pressoché costante del 26 per 1000. 40 e 90 diciamo. Ecco altro. Ecco il villaggio di Grahovo, le tavole di orientamento del segnale di avviso. Si passa per la sesta volta il Bacia con il viadotto Grahovo di 185,80 metri. Poi il segnale d'avviso col quadrato rovesciato ci avvisa via libera. Avete visto prima quei animali là sotto? No. Non so come si dice, Damien. Dino! Ecco la Ed ora il segnale di entrata con l'ala alzata ci dà via libera. Dopo altro ponte. Si passa ora la settima volta il Bacia con il ponte Bacia quinto di 51 metri in ferro e si entra nel piazzale della stazione di Grahovo, ai tempi dell'Italia Grakova Serravalle. La fermata? No. No, no, una signora. Qua finisci. Ha detto su li voglio fermare. Stasera faranno una cena per festeggiare la fine degli altri. La stazione di Grahovo è sempre stata importante perché è posta a metà della rampa e qui fra l'altro finisce la grande pendenza. La rampa continua ma la pendenza si attenua.
Siamo ora in discesa media del 10 per 1000. Velocità 70. Durante posti dove iniziano fanno un po' tutto piano, tanto del un treno va all'Ulpiano, anche una volta gli altri Ora il ponte in ferro ad arco superiore Bacia Sesto, ottavo attraversamento del Bacia di 60 metri, ci porta nel tunnel Murgraben, oggi Grachovo, di 201,82 metri. La pendenza ora è del 15 per 1000. Ed ecco il tunnel Kneža di 383,95 metri. Al suo sbocco si passa vicini al villaggio di Kneža, mentre la pendenza aumenta al 20 per 1000. Abbiamo qui un bel e celebre cavalcavia a 3 archi. Poi si passa il viadotto Knežabach di 36 metri. Ed ecco il tunnel Klauže di 170,03 metri, di cui 13 artificiali. Al suo sbocco il nono attraversamento del Bacia, ponte Bacia pri Podmelcu, di 59,44 metri più 6 in muratura. Ed ecco la ex stazione di Podmelec, oggi fermata. Anche qui i binari deviati sono stati tolti, mentre intanto si fa un po' di pulizia sul vetro. La stazione ebbe il suo momento di gloria durante la Prima Guerra Mondiale, quando divenne il capolinea provvisorio della linea, che da qua in poi si trovava nelle vicinanze del fronte e più avanti interrotta dalla guerra. Qui finiva il piazzale dell'antica stazione di Podmelec. Pendenza media ora del 15 per 1000. Ed ecco il tunnel di Rakovec di 291,62 metri. La linea è sul fianco sinistro del Bacia, ma per un momento si porta sul lato destro del torrente. Questo doppio passaggio si fa con due viadotti, che sono rispettivamente il 10° e 11° passaggio del torrente. Ecco ora il viadotto Bacia I di 73 metri. Tra i due viadotti, durante la Prima Guerra Mondiale, vi fu qui un posto di scarico esplosivi. Ed ora l'ultimo 11° passaggio del Bacia con il viadotto Bacia II di 60 metri. E siamo ora alla fine della rampa sudalpina. Da qui in poi la linea è orizzontale. Siamo ora praticamente alla fine della valle del torrente Bacia.
Ed ecco apparire davanti a noi il tristemente noto altipiano della Bansitsa, Banishce, luogo tristemente famoso durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Mostna Sochi. Il segnale avvisa via libera col quadrato rovesciato. Si passa sopra Bacia Primodreiu. Ed ecco ora il viadotto Sprinkwell di 55 metri che ci porta nel tunnel Bacia di 46 metri. Abbiamo ora il più grande viadotto della ferrovia di Bokin, l'attraversamento del fiume Idrica, con il viadotto Idrica di 258,80 metri. Poi accanto al vecchio forte il segnale di entrata ci dà via libera con l'ala alzata. Siamo ora nella valle del fiume Idrica. Il treno ora si ferma alla stazione di Mostna Sochi, l'antica Santa Lucia Tolmain, poi Santa Lucia Tolmino. Qui dove gli altri giorni? Qui. Pure metto un po'. Vai che bello, tu piazzare. Allora è il momento di fermata che salutiamo il tunnel. Sì, va bene. Quindi tirai su. Ecco. Fermo. Fai 3 minuti. To per dobino vse dostane. Se ne dobim vodo, bo vse per dobino dostane. Ne, samo da vas. Si riparte dalla stazione di Mostna Sochi. In fondo davanti a noi il segnale di partenza, con l'ala alzata ci dà via libera. Il numero di Sonzore. Ah sì? Sono il ponte Andava ad Asti. Dopo. Ah, questo è il segnale unico del partito. Si passa ora sopra un ponte in ferro di 7 metri, sulla strada per Cepovan. Si continua ora lungo il fiume Idrica in discesa del 9 per 1000. Il fiume però qui è già un lago. Infatti, il lago dell'Isonzo occupa anche questa parte della valle del fiume Idrica. Vediamo ora davanti a noi le case del paese di Mostna Sochi, l'antica Santa Lucia. Siamo in discesa? Sì, ma poco, no. Ed ora si entra nel tunnel di Mostna Sochi, un tempo Santa Lucia, lungo 619,13 metri. Qui si abbandona la valle del fiume Idrica e si passa ora nella valle dell'Isonzo. L'Isonzo, parato da una diga, ha formato un lago. La linea ora posteggerà questo lago artificiale, in un punto di incomparabile bellezza. Appena usciti dal tunnel, il ponte viadotto del chilometro 118, lungo 21 metri. Poi il tunnel Dobrochnik
ora Dobrocnik I, di 40,95 metri. Poi il ponte di 12 metri del chilometro 118,600 e l'antico tunnel Sand, ora Dobrocnik II, di 77,92 metri. Poi il viadotto di Lenen di 60 metri, mentre si costeggia il lago. Qui vi è la zona rifatta dopo le frane del 1980 e del 1990. E qui ai tempi delle FS vi era anche un posto di giunto telefonico. Ora il viadotto Verwerfungspalten, distrutto nella prima guerra mondiale, è stato sostituito dal nuovo ponte di 50 metri, ma si vedono ancora a destra i vecchi piloni. Poi si passa sopra un ramo laterale del lago con il viadotto Skert di 40 metri che ci porta nel tunnel Skurt di 390,60 metri. Usciti dal tunnel, ecco sulla nostra destra gli impianti della diga idroelettrica di Pozzela. Quelle croci vanno in su. No, adesso è la galleria doppia S. Si costeggia ora l'Isonzo che scorre incassato in basso nella gola, mentre la strada si trova sull'altro versante. Ed ecco il tunnel Lok, lungo 804,05 metri a doppia S, in origine però lungo 795, l'allungamento è dovuto alla ricostruzione degli imbocchi dopo la prima guerra mondiale. Qui ora la pendenza si attenua al 3 per 1000 e da qua fino a Gorizia la linea sarà più o meno quasi pianeggiante. Usciti dal tunnel Log, il viadotto Vogerschek-Bach, lungo 50 metri, ci porta nel tunnel di Vogerschek, lungo 220,70 metri, di cui 5 artificiali. Un bel percorso a mezza costa lungo il fiume. E dopo la curva ecco il tunnel Dobler, formato da 3 sezioni. 42 metri di galleria artificiale, 254,20 di tunnel, 51,55 di galleria artificiale, per un totale di 347,75 metri. Si continua a mezza costa. Ecco il casello dove è ancora la progressiva antica delle FS da Campo Marzio. La gola è qui profonda ed incassata, un punto molto selvaggio. Sulla riva sinistra dell'Isonzo la ferrovia e sulla riva destra la strada. Ed ecco ora il tunnel di Auce-Auz, lungo 341,20 metri, di cui 5 artificiali. Alla sua entrata una tabella ci preavvisava la fermata di Auce. In realtà Auce era un tempo una stazione e qui, allo sbocco del tunnel, cominciava il piazzale della stazione. Poi tutto è stato soppresso ed oggi
abbiamo una semplice fermata. A sinistra l'edificio delle abitazioni, cui vi erano i binari deviati, e poi l'antica stazione, ora fermata, di Auce. Al termine dell'antico piazzale, la curva più stretta della Valle dell'Isonzo di 247 metri di raggio sul bel viadotto di Mrtvaski Bach di 163,20 metri a picco sull'Isonzo, il viadotto del Rio dei Morti. Poi abbiamo la terza galleria artificiale diversa dalle alte di tipo a colonnine, lunga 130,10 metri. Ora la valle si allarga e qui nuovamente abbiamo un altro lago artificiale. In questo tratto non vi sono gallerie, ma abbiamo parecchi ponti e viadotti. Ecco il viadotto Auzzabach di 51 metri. Dopo buoni ancora buoni a mettersi la colpa al tavolo. Ormai rispetto all'Europa non ti ha dato il tuo i montaggi in carrozza queste controlli anche con le musiche. Ecco, adesso se passa di la prima volta, però questo è un viadotto nuovo, però il vecchio viadotto distrutto è stato ricostruito. Qui la pendenza è ora 8 per 1000. Ecco il viadotto di Teufelsschlucht di 51 metri. Un ponte in ferro di 13,10 metri. Orario non arrotondate, soldato, cose di questo punto Un viadotto di 24 metri. E siamo ora arrivati alla prima grande traversata dell'Isonzo, con il viadotto di Aiba di 242,50 metri, ricostruito nel 1954. A destra vi era il viadotto distrutto nella Seconda Guerra Mondiale. Subito dopo il viadotto di Aiba, il breve viadotto Maida di 20 metri sul torrente Maida, mentre le tavole di orientamento ci annunciano l'avviso della stazione di Canal. Il segnale avvisa via impedita, però in questo momento non ha significato perché la stazione è disabilitata. Ecco ora il tunnel Maida OG Canal di 174,54 metri. Al sabato e alla domenica, il treno viaggia sabato, la stazione è disabilitata e nell'orario di servizio ciò è indicato da un apposito segno, perciò i segnali non hanno significato. Ecco ora il segnale di protezione in posizione di via impedita, che però non ha significato. Poiché però bisogna attraversare la stazione senza l'indicazione dei segnali, la velocità deve essere ridotta a 40 km/h. Ed ecco ora la tabella che ci indica con le 3 strisce oblique l'inizio del punto del rallentamento. Ed ecco la stazione di Canal.
Canale Sochi, in italiano Canale di Sonzo, è un paese molto interessante, con la famosa statua della fontana di Nettuno. Ed ecco la stazione di Canal, più grande delle altre perché nello stile riservato alle stazioni di cittadine più importanti, come ad esempio Mosna Sochi. Abbiamo qui un interessante accostamento a sinistra di un nuovo edificio in stile sloveno e del vecchio edificio in stile austriaco per le abitazioni dei ferrovieri. Finisce il piazzale della stazione di Canal e ora si può poi riprendere la velocità 70. La pendenza è quindi scesa tra il 2 e il 3 per 1000, praticamente pianeggiante. Ecco le tavole di orientamento del segnale d'avviso della stazione di Hankovo. Il segnale verde lampeggiante ci avvisa la deviata a 40 km/h. Intanto, sulla nostra sinistra cominciano gli impianti del grande cementificio della Salonit Hankovo. Il cementificio venne aperto nel 1921 e venne anche realizzata una stazione che prima non c'era. Ecco ora il piazzale alla sinistra per i carri che vanno nel cementificio. Ed ecco ora il segnale di entrata, giallo lampeggiante su giallo, velocità ridotta a 40 e avviso di via impedita. Si entra in deviata e bisogna fermare. Quella è la prima stazione, quella è fatta dalle SS del 19. Subito dopo vediamo ora sulla sinistra questo piccolo basso edificio e l'antica stazione abbandonata. E poi comincia il piazzale della nuova stazione del 1974. Il treno riduce la velocità per la deviata. Qui vi sono anche i segnali di manovra, eccone uno con la luce bianca. Sì, sì. Ah no, quello che arriva. Si entra così in deviata nel piazzale della stazione di Hankovo, mentre a sinistra anche il piazzale del cementificio è ora al medesimo livello. Questa fermata con deviazione è dovuta ad un incrocio. La fermata non era stata chiesta nell'effettuazione del treno speciale, ma vi è l'incrocio con un treno viaggiatori e perciò bisogna fermarsi. Ed ecco davanti a noi il nuovo edificio dell'attuale stazione di Hankovo. Ed ora si attende il treno incrociante. Il treno 22245, treno periodico che circola il sabato e la domenica da Nova Gorica a Lubiana. No, adesso verso invece. Ed ecco il treno incrociante 22245. La stazione di Hankovo è al momento la più moderna della linea, dotata dell'apparato elettrico ad itinerari del tipo Acei Siemens. Il segnale di partenza.
che ora da rosso diventa verde-giallo, cioè via libera in deviazione a 40, mentre sotto il segnale di manovra da rosso diventa bianco. Ecco il segnale a via libera a 40. Poi il dirigente movimento dà l'ordine di partenza. Paolo? Non lo porti prima. Ma io il diesel non l'ho mai fatto, solo elettrico. Apri! Detto anche se ne mettiamo via di qualcuno lo stesso. Sono talmente fatti che non ne rendono mica conto. Si riparte da Anhovo. Dice cosa ancora? 5 minuti? Sì, 5 minuti. Ma no, dico io quasi. Te lo dico io. Sì, sì, pensando. Un treno come questo, uguale. Ed ora, fra Anhovo e Plave, la linea è praticamente pianeggiante. Siamo qui nella grande conca di Anhovo. Il villaggio divenne importante nel 1921 per l'attivazione del cementificio. Il nome italiano dell'epoca era Salona di Sonzo. Il termine viene dalla salonite, che è appunto un prodotto della fabbricazione del cemento. Fra Salona e Anhovo non vi è il minimo collegamento. No, perché non le abbiamo tutti, no? Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Plave, che però è annullato dalla croce. La stazione infatti è disabilitata. Un ponte di 5 metri. Ecco il segnale annullato. È un ponte di 6 metri. Ora anche il segnale di entrata di Plave è annullato con la croce. Ecco davanti a noi il segnale di entrata annullato. Siamo nel piazzale della stazione di Plave e nuovamente la velocità va ridotta perché gli scambi non sono più collegati ai segnali. Ecco il punto di inizio della riduzione di velocità. Il piazzale della stazione di Plave è oggi utilizzato per depositare carri merci. La stazione invece è diventata una semplice fermata. Sì, va ma non so se è di Lubiano o di Trieste. Sì, perché i vagoni sono slavi, I vagoni, sarà così. I vagoni, perché ho già fatto una volta, sono tutti piccoli, belli, del piano, so che quella volta è venuto da Lubiano. Adesso che noi arriviamo a Campomarcio vi comanderò, se c'è ancora quella stazione dopo la lavoro. Comunque il treno del giorno 15 Sì, parte dalla Termina il piazzale della stazione di Plave, ora si potrà riprendere la velocità di linea. perché il giorno 15 Campomarcio è chiuso che spera. Ed ecco ora il viadotto Popadbach, lungo 54 metri. tutti via. Non è giornata da treno per da bagno. Sarà così, sarà per... Siamo ora in discesa del 4 per 1000.
il ponte di 6 metri sulla strada che vediamo ora sulla destra che sale verso il coglio, cioè Burdo. Ed ecco ora il tunnel di Prelessie o Giblave di 450,50 metri, di cui 6 artificiali. Siamo ora sulla riva destra dell'Isonzo che nuovamente si è allargato in un lago artificiale, il lago della centrale idroelettrica di Solcan. Ci avviciniamo ora ad un altro tunnel, su una parete a picco sull'Isonzo, il tunnel Babinzub, con indicazione inesatta di Babinzob, cioè il dente della baba, che oggi però ha cambiato nome in Verhul, lungo 347,60 metri, di cui 20,76 artificiali. Questo tunnel venne fortificato dall'esercito italiano nella Prima Guerra Mondiale e qui vi fu il celebre episodio del treno blindato austriaco di Gorizia che conquistò questo forte. Si esce dal tunnel e ora la pendenza del 4 per 1000 si attenua praticamente all'orizzontale e la linea rimane orizzontale fino alla fine della valle dell'Isonzo. Alla nostra sinistra vediamo la dorsale che chiude l'altipiano della Weinsitz, al termine della quale vi è il Monte Santo. Ci avviciniamo ora alle due gallerie artificiali del Monte Sabottino, rispettivamente la quarta e la quinta galleria artificiale della linea. La quarta galleria è lunga 142,83 metri. Subito dopo, la quinta galleria è lunga 82,35 metri. Vediamo sulla sinistra il lago artificiale. L'Isonzo ha un colore meraviglioso dovuto alla presenza di minerale di calcio disciolto nell'acqua. Sopra di noi il Monte Sabottino. Una splendida visione dell'Isonzo, la roccia slovena. Ci avviciniamo ora ad una stazione che è stata disabilitata e ridotta a semplice fermata. Questa stazione non servì mai per servizio viaggiatori, era un semplice posto di incrocio. Ecco la tabella che ci avvisa questa fermata. Semplice posto di incrocio a metà fra Plave e Gorizia. Il nome viene dal paese di San Mauro, in sloveno Szentmawer, che però si trova sull'altro versante del Monte Sabottino e oggi tra l'altro si trova in Italia. Qui cominciava il piazzale dell'abbandonata stazione ed ecco l'edificio dell'attuale fermata di Szentmawer. Era questa una stazione molto isolata e qui in genere venivano inviati i ferrovieri negligenti, una specie di stazione di punizione. Qui finiva il piazzale della stazione soppressa. Si continua sotto il Monte Sabottino. Sopra di noi quel solco che si vede nel verde è l'antica strada militare austriaca della Prima Guerra Mondiale. Vediamo inoltre ogni tanto dei pali con delle luci. Sono i pali collegati al sistema d'allarme antifrana. La linea qui sopra è tutta protetta da fili elettrici. Se vi sono frane i fili si spezzano
e si attivano degli allarmi con delle luci rosse lampeggianti. Il treno in questo caso deve fermarsi subito. Sulla nostra sinistra il celebre Monte Santo, sopra il quale si trova il santuario. Siamo quasi alla fine della Valle dell'Isonzo, in fondo vediamo la svolta verso destra e dopo vi è la pianura friulana. E proprio alla fine della Valle dell'Isonzo abbiamo la più celebre opera d'arte di questa linea, il viadotto di Salcano, il viadotto ferroviario in pietra con l'arco più grande del mondo, 85 metri, record tuttora imbattuto e che probabilmente resisterà perché non si costruiscono più ponti in pietra. A causa di movimenti franosi che hanno interessato il viadotto in anni recenti, su di esso la velocità è ora ridotta a 50 km/h. Questione 300 metri, il ponte più grande del mondo, più largo. Ecco la tabella 50 che ci annuncia la riduzione di velocità. Ed ora si curva alla fine della Valle dell'Isonzo e appare il meraviglioso viadotto, lungo 219,70 metri. Il viadotto in pietra ferroviario più grande del mondo, il cosiddetto Solkansky Most. Ecco ora il punto dove la velocità è ridotta a 50 e poi alla fine del viadotto la tabella per la ripresa della velocità normale. Il nome popolare, Solkansky Most, indica un ponte, ma in realtà questo è un viadotto. La tabella che annuncia la fermata di Solkan. Sopra di noi ora la strada che porta verso il monte Sabotina del Coglio, la strada extraterritoriale. Qui, ai tempi della ricostruzione del viadotto dopo la distruzione della Prima Guerra Mondiale, vi era uno scambio con un raccordo. Ecco intanto un segnale di controllo di passaggio a livello. Poi verde lampeggiante, avviso di via libera a 20, come indicato dal numero 2 mentre si transita per la fermata di Solkan. Ed ecco l'antico borgo di Solkan che ormai fa parte di Nova Gorica. Ed ora il segnale di entrata giallo lampeggiante su giallo. Velocità ridotta, in questo caso 20, e avviso di via impedita. Si passa accanto a questo raccordo industriale, poi si passa sopra un ponte stradale di 12,30 metri e inizia il piazzale della principale stazione della linea, l'antica Gers Stadtbahnhof, poi Gorizia Nord, poi Gorizia Montesanto ed oggi Nova Gorica. Il treno, come indicato dalla deviata, viene ricevuto in primo binario. Ecco la cabina 1 di manovra e la deviata. Ed ecco il primo binario della stazione. L'antica stazione imperiale dal grandioso fabbricato. Prima del fabbricato vi è anche una locomotiva monumento.
una 940 delle FS che poi rimase in Jugoslavia dopo la seconda guerra mondiale. Ecco la locomotiva monumento e poi il grande fabbricato dell'attuale stazione di Nova Gorica. Il treno si ferma come è stato prescritto in orario. Sì, è il treno speciale, per portare a casa. Dai, cosa il diesel, la vendi? Lei prima mi ha chiesto se conosco Prince. Dove? Si riparte da Nova Gorica. Non siamo più il treno straordinario 15600 Jesenice-Nova Gorica, ma il treno straordinario 34217 Nova Gorica-Sežana. Il segnale di partenza verde-giallo ci dà la via libera a 20 km/h. Vediamo qui i diesel del servizio merci. Poi si passa il passaggio a livello dell'Aeriauceva Cesta e poi il segnale lampeggiante ci indica il funzionamento del prossimo passaggio a livello automatico. Si passa alla galleria Kostanjevica di 228 metri. I tunnel sono due perché ai tempi dell'Italia, quando la galleria si chiamava Kostanjevica, alla nostra destra venne realizzato nel 1929 il binario indipendente verso Gorizia Centrale. Ed ora siamo qui in discesa del 2 per 1000 ed ecco il passaggio a livello automatico, che è un passaggio a livello internazionale. A sinistra la Slovenia e a destra l'Italia, infatti il confine si trova qui, a 3-4 metri a destra del binario. Gli alberi che vediamo alla nostra destra sono in Italia. Vi è qui il valico internazionale della Casa Rossa. Si passa sopra la strada con questo ponte di 11 metri. Ed ora un ponte di 10 metri. Ed ecco ora il segnale d'avviso passato al verde, avviso di via libera del successivo bivio Mark. Vediamo in fondo l'ospedale di Nova Gorica. Qui a destra il confine si allontana. L'attuale linea per Gorizia Centrale, gestita dalle FS, si stacca al bivio Mark, dove un tempo vi era l'antico bivio austriaco Zweigung nach Gerz-Siebenbahn, cioè la deviazione per Gorizia, stazione sud della ferrovia meridionale. Poi nel 29 venne realizzato alla nostra destra il binario indipendente ed oggi vi è di nuovo il bivio, denominato Mark Zepisce. Ecco il segnale verde, via libera, e poi il bivio Mark. Il bivio è oggi telecomandato dalla stazione di Vurtoiba. Ed ecco la fermata Gorizia-Szentpéter. Sempre con i lavori del 1928-29, qui ora proveniva da destra il doppio binario e l'antica ferrovia locale di Aidussin era stata raddoppiata. Qui era stato eliminato il bivio e si avevano 3 binari affiancati. Qui sulla nostra destra vi era ora questo doppio binario. Una lieve salita verso un piccolo culmine. Ecco il punto culminante. E poi si comincia a scendere al 15 per 1000. E qui durante la prima guerra mondiale venne montata
la stazione militare di Kemperlische Verladestelle. L'ampia sede stradale ci mostra come qui un tempo vi erano 3 binari. Si passa ora sopra la strada del Vipacco, con questo ponte di 7 metri. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Volčija Draga. Il segnale avvisa via impedita, ma la stazione al tardo pomeriggio è disabilitata. Perciò il macchinista è avvisato da un segno nell'orario di servizio che i segnali non hanno significato. Il segnale di entrata è in posizione di fermata, ma per lo stesso discorso non ha significato. Sì, 5 a 10 km. Si attraversa così ora il piazzale della stazione di Volčija Draga, cioè la Valle dei Lupi, che invece ai tempi dell'Italia venne mutato in Val Vociana. Si riduce la velocità a 40 per gli scambi non controllati dai segnali. Questa linea nacque in origine come la ferrovia locale Gorizia-Idussina ed era una linea privata che poi venne incorporata nella Vojiner-Bahn. Lo stile della stazione ci mostra appunto la sua origine di linea privata, diverso infatti da quello delle stazioni delle ferrovie austriache dello Stato. E qui sulla destra, ai tempi dell'Austria, vi era anche il raccordo militare verso Rence, il cosiddetto Munitionengleis, cioè il binario delle munizioni. Ed ecco ora la fine del piazzale della stazione di Volčija Draga, poi si può riprendere la velocità. No, perché L'avviso della fermata di Okroglice. Poi si passa il torrente Liak con un ponte in ferro di 22 metri, seguito poi subito da un altro di 7 metri. Okroglice è una semplice fermata, che in realtà serve piuttosto il vicino villaggio di Vogrsko. Qui però durante la prima guerra mondiale vi fu la grande stazione Gradiskuta, con ben 12 binari. Niente ci ricorda l'esistenza di questa antica stazione. Ed ecco il casello della fermata di Okroglice, con un pericoloso passaggio a livello incustodito. Qui ai tempi dell'Italia vi era, dopo il 1928, il doppio binario. Siamo su un tratto praticamente pianeggiante. Dovete fermarsi nella fatto quel piazzale va. E quella è militare. Io Gorizia, Torba, diretto Croazia. Adesso ci sono Gorizia. La velocità qui è 70, ma con dei miglioramenti potrebbe benissimo venir portata a 100. Ora abbiamo un importante passaggio a livello e le tavole di orientamento ci annunciano intanto il segnale d'avviso di Porvacina.
segnale col quadrato rovesciato che ci avvisa via libera. Ed ora il segnale di entrata di Porvacina con l'ala alzata ci dà via libera in tracciato corretto per l'entrata in stazione. Il treno si ferma, come è stato richiesto in orario. Infatti questo viaggio commemorativo ripete le medesime fermate dei treni espressi del tempo dell'Austria-Ungheria. Vediamo sulla destra il piazzale basso della stazione di Porvacina, aggiunto durante la Prima Guerra Mondiale. Ed ecco il piazzale della stazione di Porvacina, la diramazione della linea di Ajdovština. Ai tempi dell'Italia la stazione si chiamò Prevacina Gradiskuta. Il fabbricato, come si vede, è nello stile della ferrovia privata della Valle del Vipacco. Ecco il dirigente movimento che ci darà la partenza. Si riparte da Porvacina. Alla fine del piazzale della stazione un pericoloso passaggio a livello incustodito e subito dopo il ponte sul Vipacco dell'antica ferrovia locale, oggi ponte primo del Vipava. Il ponte è in ferro ed è lungo 50 metri. Nel 1929 venne costruito accanto a sinistra un altro ponte per eliminare la diramazione. La linea di Ajdovština usciva così indipendente ed ecco l'attuale bivio della linea del Vipacco, la linea verso Ajdovština. Il vecchio bivio invece ai tempi delle ferrovie austriache si trovava qui in questo punto e si comincia ora a salire al 10 per 1000. Un ponte in ferro di 8 metri e poi subito dopo la fermata di Dornberg. L'antico nome Dornberg è diventato l'attuale Dornberg. Il nome italiano era la traduzione esatta, Monte Spino. Dopo questo cavalcavia obliquo si passa sotto il colle di Tabor con il tunnel Tabor di 155,06 metri. Ed ecco ora il primo ponte Vipacco delle ferrovie austriache, oggi il secondo ponte Vipava, in ferro di 50 metri. Siamo ora nuovamente in un tratto quasi pianeggiante, con lieve salita del 2 per 1000. Davanti a noi le case del villaggio di Saxit. Ed ecco ora la tabella che ci annuncia la fermata di Stesche. Un altro pericoloso passaggio a livello incustodito e poi si passa la terza volta al Vipacco con il ponte in ferro di 50 metri, l'antico secondo ponte Vipacco dei tempi delle ferrovie austriache. Poi un casello divenuto ai tempi dell'Italia posto di blocco telefonico e poi con la Jugoslavia la fermata di Stesche.
Ora la velocità diventa 65 km/h. Durante la prima guerra mondiale, qui da sinistra proveniva il raccordo militare dalla stazione di Batuglie, cioè dalla linea di Aidoshin. Siamo ora nella valle del torrente Branicka ed ora bisogna salire sul Carso. La pendenza ora aumenta al 9 per 1000 e poi siamo arrivati alla rampa nord del Carso, una rampa lunga 8 km e mezzo. Ecco il punto di inizio della rampa, la pendenza è ora in salita del 26 per 1000. Le tavole di orientamento ci annunciano il segnale d'avviso della stazione di Branicka. Il segnale però poi risulta annullato dalla croce, infatti anche questa stazione è stata ridotta a fermata. Ecco il segnale annullato. Si arriva ora al tunnel di Chuk, che letteralmente ai tempi dell'Italia Kuk divenne perciò Kukko e poi con la Jugoslavia è diventato l'attuale Kuk, divenendo così uguale come nome all'antico tunnel Saidelbach, oggi pure Kuk, vicino a Podgordo. La tabella ci annuncia i 40 all'ora per la stazione di Branicka. Ecco il tunnel Chuk-Kuk di 170 metri. Al suo sbocco abbiamo il viadotto Maklavi, nome di origine turca, lungo 53,70 metri e poi il segnale annullato di entrata della stazione di Branicka. Ora bisogna ridurre la velocità a 40 per gli scambi non collegati con i segnali. Reichenberg in sloveno divenne poi Riefenberga, poi Castel Riefenbergo e dopo la seconda guerra mondiale Branicka. Vediamo in alto il castello dei conti di Reichenberg. La stazione venne distrutta dai partigiani durante la seconda guerra mondiale, perciò è stata ricostruita nello stile sloveno del dopoguerra. Termina il piazzale della stazione oggi fermata di Branicka. Si attraversa ora questa vallata prima in rilevato, poi con il viadotto Reifenberg lungo 65 metri e poi ancora in rilevato. Siamo ora proprio sotto il castello. Ora abbiamo due tunnel in breve successione. Reifenberg primo, oggi Branicka primo, di 119,14 metri. E poi Reifenberg secondo, oggi Branicka secondo, di 198,67 metri. Continua la rampa con una pendenza media del 25 per 1000. No, no,
come vediamo in basso, sul fondovalle. La rampa sale lentamente verso il Carso. La strada invece, che era rimasta in basso, la vediamo giù, comincia ora anche a salire verso il Carso. Il casello che vediamo ai tempi dell'Austria era un posto di blocco telefonico, che poi venne mantenuto ai tempi dell'Italia. La strada è salita su dal fondovalle ed ora si incontra con la linea ferroviaria. Abbiamo così questo ponte in ferro di 7 metri. Ora si abbandona la valle del torrente Branizza e si entra in una valletta laterale pensile sul fondovalle. Il passaggio si fa con il tunnel Branizza lungo 170,38 metri. Si continua con pendenze immutate in questa valletta laterale. Ecco le tavole d'orientamento del segnale d'avviso di Staniel. Il segnale luce verde ci avvisa via libera. Oltre a quell'insellatura a V che vediamo in alto, vi è l'altipiano carsico.
La stazione di Staniel aveva un tempo i segnali semaforici, rinnovati poi recentemente in luminosi, ed ecco ora il segnale di entrata verde, via libera. La stazione dispone solo del segnalamento in entrata. E poi si arriva al Carso passando sotto l'insenatura con il tunnel San Daniel-Staniel di 532,06 metri. Qui la pendenza è ora del 26,7 per 1000, il punto di massima pendenza della rampa nord del Carso. Ed ora alla fine del tunnel finisce la rampa nord del Carso e si transita per la stazione di Staniel, l'antica San Daniel Kopdil, poi San Daniele del Carso. Finisce il piazzale della stazione di Staniel ed ora inizia la traversata carsica. Abbiamo ora una lieve salita del 2 per 1000. La velocità è 70. Ci avviciniamo ora al primo culmine carsico. Ecco il tratto orizzontale. Siamo ora a 280,63 metri sul mare. Per 1220 metri la linea è perfettamente orizzontale. Fine del culmine carsico, discesa del 10 per 1000. Dopo la seconda guerra mondiale venne attivata qui una cava per le pietre che servivano alla costruzione della nuova città di Nova Gorica. In questo punto vi era lo scambio del binario che portava alla cava. Si passa ora, mentre una tabella ci annuncia una fermata, sul più lungo rilevato dell'intera linea di Bochum, 691 metri.
ed ora siamo in orizzontale ed ecco la fermata di Coprivo. La traversata carsica è tutta così, rilevati e trincee. Le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Dutovlie. Anche questo segnale è annullato con la croce. Un'altra stazione disabilitata è ridotta a fermata. Siamo ora sempre in un tratto praticamente orizzontale. Ed ecco il segnale di entrata annullato di Dutovlie. Dutovlie, in origine Dutovlie-Skoppo, divenne poi con l'Italia Dutogliano-Skoppo. Ecco il piazzale dove la velocità viene ora ridotta a 50 per gli scambi non collegati con i segnali. Anche qui carri merci in deposito. Ed ecco la stazione oggi fermata di Dutovlie. Termina il piazzale della stazione e la velocità può ora risalire a 70. Durante la prima guerra mondiale, Dutovlie divenne capolinea di 2 linee militari e poi più avanti una di queste linee portava ad un posto di scarico militare da cui poi cominciava ancora un'altra linea militare che ci portava sulla Sidban, sulla ferrovia meridionale a Brito, oggi Povir. Il posto militare si chiamava Kreplie Ferladestelle e si trovava ora qui, sulla nostra destra. Esiste ancora il grande paraurti corazzato posto alla fine dei binari. Ecco sulla destra il paraurti corazzato coperto dalla vegetazione e poi la vigna, antico piazzale di Kreplie Ferladestelle. E qui vi era lo scambio e poi il casello 111. Le tavole di orientamento ci annunciano un segnale d'avviso mentre entriamo in una trincea. Qui la linea militare passava sopra la ferrovia di Bochum. Ecco un segnale d'avviso da non rispettare anche se indica avviso di via impedita. Ed ecco la trincea dove passava sopra la linea militare. Si vedono ancora gli appoggi del ponte della linea militare. Ecco il punto dove la linea passava sopra la linea principale. Ed ecco ora un segnale principale da non rispettare, come indicato dall'orario di servizio. Siamo arrivati al bivio di Kreplie
Creplie-Zepisce, il bivio del 1948, la deviazione della linea verso Sejana. La ferrovia di Bochain-Bochum si allontana ora verso destra, verso Opicina, mentre noi, passata la fermata di Creplie, siamo ora sulla deviazione del 1948 che in salita media tra il 10 e il 15 per 1000 ci porta ora alla stazione di Cesana. Il tratto Creplie-Opicina è oggi interrotto, anche se non è mai stato ufficialmente chiuso. Dal bivio di Creplie, perciò, fino alla stazione finale di Sant'Andrea Campomarzio non è più oggi possibile viaggiare regolarmente in servizio viaggiatori. Fino a Opicina la linea è interrotta e da Opicina a Campomarzio solo servizio merci. Perciò questo percorso è riservato soltanto a eventuali treni speciali. La nuova linea sale serpeggiando nel Carso. Questo raccordo venne costruito nel 1948 perché con i nuovi confini di Stato dopo la Seconda Guerra Mondiale la linea sconfinava e non aveva quindi termine in Jugoslavia. Perciò con questo nuovo raccordo era possibile far servizio restando sempre all'interno dello Stato. E così la linea Jesenice-Trieste da allora è divenuta la linea Jesenice-Cesana. Siamo ora sul punto di massima pendenza, 15 per 1000. Sul tracciato di Repentavole invece si toccava il 22 per 1000, per cui in sostanza questa deviazione ha portato un beneficio, anche se allunga il percorso di 8,1 km. Come sistema, è un sistema globale perché però abbiamo aspetti tecnici, storici, anche umani, organizzativi, di materiale, di uomini, di lavori, di movimento. È veramente un mondo completo che si presta anche a essere come determinati criteri, una cultura molla province statuto di sistema di regole, di coordinamento, di linguaggi, di codici, difficili rispetto a altre cose. Cioè la ferrovia aveva 1000 codici suoi, di segnali, di linguaggi, materiali. Si sta costruendo la nuova autostrada di collegamento fra la Slovenia e l'Italia. La linea qui è deviata per la costruzione del nuovo viadotto sopra l'autostrada. Dalla primavera del 1997 il viadotto è in funzione e questa deviazione non esiste più. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso. Ecco il punto dove si ritorna sul tracciato normale.
Il segnale verde ci avvisa via libera. Ed ora si entra nel tunnel di Cesana lungo 356,43 metri. Si passa qui sotto i binari della ferrovia dell'Arciduca Giovanni, la ferrovia del sud, la Jusna Proga, che collegava Vienna con Trieste. Dopo il tunnel, questo grande trincerone lungo 400 metri è il segnale verde che ci dà via libera per l'entrata in stazione. La fermata è ovviamente obbligatoria come capolinea. E si torna ora sotto i fili della trazione elettrica. Sulla nostra destra la ferrovia meridionale, la linea dell'Arciduca Giovanni, Vienna-Trieste, e si entra nel piazzale della stazione di Cesana, 361 metri sul mare, e questo ora è l'attuale culmine della relazione Nova Gorizia-Trieste. Invece il punto culminante si trova sul tratto interrotto, cioè fra Repentabore e Opicina. Il nostro treno straordinario 34217 termina così la corsa in stazione di Cesana sul terzo binario. Ora proseguiremo fino a Opicina come treno 11221, cioè il bis del Simplon Express, l'Espresso 221, che collega Zagabria con Ginevra aeroporto e che vediamo qui fermo in attesa di partire per Villa Opicina. Perciò, oltre al controllo di frontiera della polizia slovena, bisognerà anche aspettare che il 221 liberi la sezione di blocco fino a Opicina. Una diesel in manovra. Sono queste le motrici di origine americana usate sulla ferrovia di Bochum. Principalmente domina la serie 664. E questa invece è la normale macchina di manovra. Della serie 642. Intanto l'Espresso 221 Zagabria-Ginevra se ne va verso Opicina. Quando libererà la sezione di blocco, che comprende l'intera tratta fra Cesana e Opicina, potremo partire noi, come bis, quindi come treno straordinario 11221. Intanto il diesel torna indietro qui per ora effettuare un treno merci verso Nova Gorizia. Il diesel di manovra continua le manovre, vediamo a sinistra anche una locomotiva elettrica della serie 362, praticamente uguale al 636 FS, di cui è una derivazione.
visione del 362. Il segnale di partenza è passato al verde, via libera verso Officina. Si riparte come treno straordinario 11221. I segnali della stazione di Cesana sono ancora gli antichi segnali impiantati dalle FS. Il segnale mostra il verde, ma partendo dal terzo binario bisogna percorrere le deviate a 40 km/h. E questo è il binario di corsa dell'attuale ferrovia di Bochum, e qui ora con le deviate ci inseriamo nella Jusna Prora, la ferrovia meridionale, la ferrovia dell'Arciduca Giovanni, linea a doppio binario, quindi ora da Cesana a Officina viaggiamo sul doppio binario. C'è una pizzeria a Officina? Ma sì, è proprio là in centro. Ed ora possiamo aumentare la velocità a 80 km/h. La linea comincia a scendere al 10 per 1000, serpeggiando fra il Carso. Gli ultimi portali elettrici della stazione, ed ora il segnale di protezione a rovescio chiude la stazione di Cesana. Un bel passaggio qui, in questa piccola trincea tra gli alberi. Questo tratto ora è alquanto disturbato perché in alcuni punti siamo contro sole. Si entra ora in una trincea. Ora vi è un piccolo cavalcavia e un metro dopo il confine di Stato. E qui vi è il rudere abbandonato di un antico posto di blocco telefonico delle FS, abbandonato dopo la Seconda Guerra Mondiale.
passa sotto la nuova autostrada e poi sotto la strada che collega Opicina al posto di frontiera di Fernetti. Ed ecco le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Opicina. Verde, avviso di via libera. È raro arrivare a Opicina in corretto tracciato, in genere si viene sempre ricevuti in deviazione, ma poiché il primo binario è ingombro dell'espresso 221 che sta facendo il controllo di frontiera, noi veniamo ricevuti in terzo binario, cioè in corretto tracciato. Qui ora siamo sulla deviazione del 1963. Sulla nostra destra, dietro questi alberi, vi è l'attuale raccordo dell'autoporto, dove un tempo passava la vecchia ferrovia Vienna-Trieste verso la stazione di Opicina Campania, Opcine Südbahnhof ai tempi dell'Austria. Ed ora il segnale di protezione di Villa Opicina, dopo le tavole di orientamento, luce gialla da via libera con avviso di via impedita. E da destra proviene il tracciato interrotto della ferrovia di Wochein-Bochum, il tracciato via Repentabor. Lo straordinario 11221 conclude così la sua corsa in stazione di Villa Opicina. Alla nostra sinistra il secondo binario di Opicina, che è il binario di corretto tracciato verso la rampa sud del Carso della ferrovia di Bochum, verso Campo Marzio. Ecco il nuovo fabbricato della stazione di Villa Opicina con l'espresso 221 fermo per il controllo di frontiera. Non si vada qua su questo pezzo, non mi fanno caso. Prima che capita di... La motrice slovena è già stata sostituita da un E646 delle FS. Qua stiamo fermi un po'. solita pulizia. E quindi chiaramente. Verde con il numero 2 sul primo binario. Via libera e direzione Vive Aurisina. Parte prima perciò ancora una volta il 221. D'altronde nelle stazioni di frontiera le partenze sono legate anche al nulla osta della polizia, che ha perciò prima controllato l'espresso. Il 221 sulla ferrovia meridionale si dirige verso Viso Aurisina e Trieste Centrale. Vediamo proprio sopra il treno la vecchia stazione di Opicina della ferrovia di Wochein, che oggi è la sede della delegazione slovena. Prende il settore sudoroso che contengo. Quando si trasforma la testa prodotto. Noi siamo pronti a partire invece sulla rampa sud del Carso della ferrovia di Wochein-Bochum come treno straordinario 83310 Villa Opicina Trieste Campo Marzio. I pinocchi pomeli sono stati. Vedono dove viene Prossima volta. E il 221 se ne va sulla ferrovia meridionale, la ferrovia dell'Arciduca Giovanni, la Erzherzog Johann Bahn, che qui però è nella deviazione del 1963, perché una volta si passava invece per l'altra stazione di Opicina. Ed ecco il nostro segnale che è passato al verde con l'indicatore di direzione numero 1. Direzione
Campomarzio. Allora lei la prima volta che era qua. Sì. Si parte da Villa Opicina per la discesa su Trieste. Ecco il segnale verde con sotto l'indicatore numero 1 direzione Campomarzio. Manca sotto il segnale un'indicazione della deviazione. Comunque, poiché si deve deviare sul binario accanto, bisogna tenere la velocità 30. Ed eccoci ora abbandonare la linea meridionale e passare sulla ferrovia di Vojina. Mentre l'altra linea scende al 14 per 1000, noi siamo ancora in orizzontale. Al chilometro 190,6, oggi 14,7, inizia la rampa sud del Carso ed ecco ora discesa del 27,31 per 1000 e questo è il punto di massima pendenza del percorso St. Veit Underground Trieste. Dopo questo trincerone si entra nel tunnel Opicina di 1053,55 metri. Qui nel 1922 all'imbocco venne montato l'impianto di areazione che poiché si inseriva lateralmente non ne ha mutato la lunghezza. Nella parte centrale il tunnel è rettilineo. Durante la costruzione si trovò una grotta. L'attraversamento della grotta è fatto con un tratto artificiale lungo 21 metri. Ecco il punto della grotta, a sinistra l'entrata. Ed ora il tunnel curva e si sbocca in un meraviglioso punto panoramico sul ciglione carsico sopra il golfo di Trieste. Siamo alti sopra Barcola, 275 metri più in basso vi è il viadotto di Barcola della ferrovia meridionale Vienna-Trieste. La pendenza ora oscilla fra il 22 e il 27 per 1000. Si passa sotto il cavalcavia della via Bonomera e poi vi è il viadotto del Rio Carbonara, lungo 108,60 metri. Questo viadotto dista in linea d'aria 3 km dalla stazione capolinea di Campomarzio. Alla sua sinistra vi è il sanatorio Santorio Santorio. Si passa ora sotto il cavalcavia della Scala Santa.
100 metri sopra di noi vi è il Trandio Piccina. 50 metri più in basso a destra il piccolo paesotto di Piscianzi, la parte alta di Roiano. Ora davanti a noi vi è il colle di Sottomonte. Ci passiamo sotto con il tunnel Pischianze, derivazione di Piscianzi, italianizzato nell'orribile Piscianci. Il tunnel rettilineo è lungo 486,20 metri. Si attraversa ora una piccola valletta dove vi è il casello 118 e il piccolo ponte di 3 metri sul Rio Molini. Questo tratto all'aperto è lungo 71 metri e poi si entra subito nel tunnel di Colonia di 696,19 metri. Un punto questo di incomparabile bellezza. Si sbocca dal tunnel di Colonia. Siamo qui nella valletta del Rio Orsenigo. Poi si passa sotto il cavalcavia del Clivio Artemisio, nell'insellatura fra il Ciglione Carsico e il Monte Valerio sulla destra. Vediamo in alto la cava Faccannoni ed ora si passa la principale opera d'arte della rampa sud del Carso, il viadotto di Guardiella, lungo 165 metri, con alla fine il casello 119. Siamo ora nella valle di San Giovanni. Poi tutto sempre 25-27. Ora si passa sotto la via Alfonso Valerio, parte alta di via Fabio Severo. Questo cavalcavia sembra un tunnel, ma in realtà è un cavalcavia. E qui vi era il sezionamento elettrico della stazione di Guardiella, stazione abbandonata e smantellata nel 1959. Una stazione chiusa come Guardiella. Dopo il ponte sopra la via Damiano Chiesa, in questo punto iniziava il piazzale della stazione di Guardiella. I binari erano 3. Ecco ora l'edificio della stazione che ha ancora la tabella con il nome. Qui ora siamo in orizzontale. Poi più avanti gli edifici di abitazione. Davanti a noi il grande colle del Cacciatore.
Qui finiva ora la stazione di Guardiella e riprende la pendenza al 27 per 1000. Il passaggio sotto il Colle del Cacciatore si fa in galleria. La linea ora rovescia il senso di marcia con un semicerchio. Abbiamo così il Vendetunnel Revoltella, lungo in origine 1269,72 metri. Dal 1922, dopo la costruzione dell'impianto di areazione di cui vediamo i ruderi e qui all'imbocco l'arco soffiante, 1280,18 metri. La pendenza in questo tunnel è del 24 per 1000. Inizia ora la grande U di raggio 400 metri. Il nome del tunnel viene dalla soprastante villa del barone Revoltella, anche se la collina è la collina del Cacciatore. E questo, in ordine di lunghezza, il terzo tunnel della ferrovia di Wohein-Bochum, dopo il tunnel principale di Wohein-Bochum e il tunnel di Obrne. Ecco finita la U ed apparire l'altra uscita. Siamo nella valle di Rozzol. Ora i portali del sezionamento elettrico ci indicano che anche qui vi era una stazione. La stazione di Rozzol, poi Rozzol Montebello, stazione che è stata chiusa nel 1991. Qui vi era lo scambio ed iniziava la stazione di Rozzol. Vediamo sulla destra l'edificio delle abitazioni. Questa prima parte del piazzale era ancora in pendenza, poi vi era il tratto orizzontale. Qui cominciava la città di Trieste, perciò il fabbricato era più grande ed imponente. Ecco l'abbandonata stazione di Rozzol. A destra e a sinistra vi erano i binari di salvamento ed ora riprende la rampa tra 25 e 27 per 1000. Si passa sopra la strada di Catinara con un ponte di 11 metri. Ed ecco qui il sezionamento che chiudeva la stazione di Rozzol. Si gira ora attorno all'ippodromo. Il ponte di 6 metri su via Destriero. Siamo ora alti sopra piazza Foraggi e poi sopra via dell'Attesa e ci appare l'entrata dell'ultimo tunnel della ferrovia di Wohein-Bochum, il tunnel di San Giacomo, il 47esimo da Jesenice e il 49esimo da San Veit nel Glan, lungo 403,24 metri.
Allo sbocco del tunnel, sulla sinistra, una rampa sommersa di vegetazione. Qui scendeva la ferrovia dalla Varosanda, da Erpelli e Cosina. Le tavole intanto ci annunciano il segnale d'avviso di Campomarzio che mostra luce gialla, avviso di via impedita. Poi si passa il ponte su via dell'Industria di 9,40 metri. Poi vi è il ponte su via Broletto di 10,70 metri, il ponte su via San Marco di 13,30 metri e il ponte su via Dalviano Oggi Alberti di 15 metri. Tutti questi ponti erano per via della linea di Erpelle che era qui accanto a noi a doppio binario e sono stati rifatti nel 1982 a semplice binario. Invece il grande ponte sul viale Campi Elisi di 37,46 metri conserva ancora la sagoma per 2 binari. E poi vi è il piccolo ponte di soli 6 metri sulla ex via Navali. E questo è l'ultimo ponte della ferrovia di Wohain-Bochum. Qui vi era anche l'ultimo casello che oggi è stato distrutto per la costruzione della superstrada. Ora si frena perché dopo la curva il segnale di protezione dovrebbe essere rosso. La pendenza ora del 25 per 1000 e si entra nel trincerone dei Campi Elisi. Il segnale intanto si è disposto a via libera, rosso-giallo. Velocità 30 e avviso di via impedita e vediamo in basso a sinistra la linea di circonvallazione che proviene da Trieste Centrale. Qui vi era lo scambio della linea della Varosandra e si entra nel piazzale della stazione merci di Campomarzio Smistamento. Proseguendo dritti sul binario 1C si andrebbe alla stazione viaggiatori e questo sarebbe il nostro itinerario, ma il binario è sbarrato per lavori in corso a causa della frana del muraglione di sostegno. Perciò dobbiamo deviare attraverso lo scalo merci. Altrimenti i segnali potevano darci via libera fino all'arrivo. Invece così, ora noi terminiamo la corsa come treno nel piazzale merci e poi come manovra proseguiremo dal piazzale merci alla stazione viaggiatori. Ecco la grande stazione merci, l'antica Trieste Sant'Andrea Rangir Bahnhof, ai tempi la seconda stazione d'Europa come grandezza merci, poi Trieste Campomarzio Smistamento. In fondo appare ora l'edificio della stazione merci. Edificio che è staccato dal passeggio Sant'Andrea dalla trincea dove appunto passa il binario diretto verso la stazione viaggiatori e dopo un tempo passavano anche le linee della Varosandra e il trenino di Parenti. In fondo vi è un segnale rosso, unico per tutti i binari, perciò il termine del nostro itinerario di arrivo è la traversa limite di questo binario. Il treno straordinario 83310 termina così la propria corsa alla traversa limite del binario di arrivo. Ed ora si proseguirà come manovra fino alla stazione viaggiatori. In fondo il segnale rosso. Sotto la passerella che congiunge il passeggio Sant'Andrea con il porto. Quel punto non prometto, noi chiamiamo questo, ma voi che ne adesso nelle hanno messo. Ed ecco ora il dirigente movimento che viene per pilotarci verso la stazione viaggiatori.
Zone, bist du noch mit der Zone? Ja, man sieht es, das rechts, da sind schon mal. Ja, einmal wie die letzte Zeit drauf, ja, da kann ich doch erst einmal sehen. Da kann ich das nicht schneiden. Da treba vidjeti. Imamo na ljucu sam se našte cijelo. Vediamo il segno bianco della traversa limite, punto di confluenza dei due binari. Il dirigente movimento sale sull'automotrice ed ora può iniziare il movimento di manovra verso la stazione capolinea. Andiamo avanti? Sì, per chiedere, tutto piano. Aspetta, Beppe. Beppe, vado io, vado io. Perché sono in pettaia, dai. Boh, andiamo. Dovremmo dopo. Bene. Comincia il movimento di manovra. Perché? Tutto il lavoro con le stazioni, no? Vediamo ora bene sulla nostra destra l'edificio della stazione merci. Ma non è che manda treni? Ed ecco ora, alle deviate di chiusura del piazzale merci, il segnale di arrivo. Sarebbe il segnale di partenza, ma in questo caso è di arrivo ed è sempre a luce rossa fissa. La velocità durante i movimenti di manovra non deve superare i 30 km/h, secondo i regolamenti FS. Vediamo ora sull'estrema destra il binario della ferrovia di Wochein-Bochum, quello che avremmo percorso se non vi fosse stata l'interruzione per la frana del Muraglione. Ed ora la situazione in un certo senso rispecchia l'antica situazione. Due binari affiancati. A destra la ferrovia di Wochein e il nostro binario che un tempo era il binario della ferrovia, la ferrovia di Erpele-Cosina. La grande curva ci porta ora alla stazione finale della Wocheiner Bahn e dell'intera linea transalpina, la grande stazione viaggiatori di Trieste-Sant'Andrea, poi Trieste-Campomarzio. La stazione è ora occupata dal museo ferroviario e l'unico binario abilitato ad arrivi e partenze di treni è il terzo binario dove ci stiamo dirigendo. Tutta la strada si è cominciata a formare porcherie. Il paraurti in fondo segna 205 km, 549 metri e 8 cm dal chilometro zero di Glandorf a St. Veit an der Glan e a 717 km da Budweis, Zeske Budejovice. E così alla stazione di Sant'Andrea, oggi Trieste Campomarzio, termina il viaggio celebrativo sulla ferrovia di Wochein-Bochum, da Jesenice a Trieste. Abitualmente no. Il muro della stazione segna invece il chilometro zero FS.